Sono Silvio Barbero, sono il vicepresidente dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e sono stato anche uno dei fondatori del movimento Slow Food. Sono da alcuni anni consigliere del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Una e in questa funzione, ma anche e soprattutto come università, ho lavorato per sviluppare attività, iniziative legate alla filiera alimentare della caccia. È molto importante legare il tema dell'ambiente, della sostenibilità col tema dell'utilizzo alimentare delle carni che derivano dalla cacciagione. Questo è un po' il mio impegno, l'impegno che io voglio portare avanti all'interno del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Una, un impegno che faccia del cibo e della qualità di una filiera di carni selvatiche un elemento importante, significativo nell'alimentazione umana, proprio per l'impatto che questa alimentazione ha sulla gestione delle riserve selvatiche che in Italia noi abbiamo.